valore di 6 milioni di euro. Camere, vediamo che sorprese, signori, signori e signori, signori. Cosa ci sarà dietro la tenda? Che stanza è questa? Questo è lo soggiornino. Bello. Interessante, interessante. E qua spara sempre la vita vissuta. Cos'è qua? Vediamo. Binocolo. Vediamo se è qualche scritta. Cosa interessante. Troppo piccolo. Bellissimo. Guarda che scatoletta, bellissima. Ormai gli aggettivi, bello, bellissimo, interessante, si sprecano. Qua c'è di tutto e di più. Soprattutto qualche aneddoto. Guarda i termosifoni, che razza di qualità, immaginiamo una volta, altro che orologi, ma guarda che razza di termosifoni. Stampe. Bellissimo. Ah, sì, è proprio bello. Tutto in ottone. Anni 30, 40. Pensa che una volta, su una casa tipo questa, abbandonata, sotto la carta di una credenza, ho aperto questo libro e come qua sotto c'era un buono al valore di 6 milioni di euro che chiaramente abbiamo restituito all'ex proprietario, però sotto c'era che non aveva visto nessuno un buono valore di 6 milioni di lire degli anni 90. Andiamo sul piano di sopra perché sono proprio curioso di vedere. Facciamo anche le cose un po' velocemente perché stanzine. Qua probabilmente c'era il bagnetto. Bastoni. Adesso andiamo dentro sulle camere, vediamo che sorprese. Signori. Questa era la camera padronale. Guarda il soffitto, inquadrami il soffitto. Vediamo. Ventagli. Guardate questo giro pancia, se è una cosa. Aspetta, guarda, ancora con le iniziali CA. Aspetta che arrivo. Vieni. Guarda. C'è proprio uno spettacolo queste cose. E ancora come 150 anni fa circa. Anche il pavimento, peccato purtroppo che ha avuto delle infiltrazioni di acqua. È un pavimento da aprire una notte.
Ok, questo. Cosa c'è qua sopra? Andiamo alla ricerca delle cose. Ah, sì. Erano anche giocatori. Anche simpatico che questo. Ecco, guarda, e questo affresco rappresenta il Cappellari con il cappello e la signora Sacchetta con il sacchettino di fianco. È la rappresentazione proprio loro per questa stanza. Guarda che ce l'avete mai fatto, guarda qua, anche questa qua, guarda, inquadrami bene questo, sempre con lo stemma del Cappellari, vedi con il cappello. Qualità di nuovo. Una torcella, sempre il terriero Liberty. Oltre che l'angoliera, la panca angoliera, anche i letti hanno lo stemma dei Cappellari. E per far vedere cosa ci sarà dietro la tenda, tanto. Attenzione. Un bagnetto. Solo lavandino. E adesso andiamo in soffitta. La soffitta è la cosa più interessante che c'è su una casa. Guarda su. Ah, le soffitte sono eccezionali. Cos'era questo? Che curiosità. Soffitta. Questo qua era il piano dove una volta dove io ho seduto. Qua abbiamo, chissà, deve essere una cappelliera, però non siamo capaci. Insomma, cappellari. Cappellari, magari c'è il cappello dei Cappellari. Anzi, non siamo ancora sulla soffitta. Questa era una stanza, purtroppo è successo anche l'incendio qua, guarda. Guarda, è successo.